Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Una banda composta da minorenni ritenuta responsabile di una serie di rapine, tentate rapine, atti persecutori e lesioni personali commesse ai danni di altri coetanei nel capoluogo udinese è stata individuata e bloccata dagli agenti della questura che hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti di altrettanti minori all'esito dell'operazione Generazione Z. Gli episodi risalgono al periodo tra ottobre 2020 e lo scorso febbraio, avvenuti per lo più in luoghi frequentati da ragazzi, fast food, giardini pubblici, stazione delle corriere e dei treni. Secondo quanto ricostruito dalla Mobile, il gruppetto di minorenni, sia italiani che stranieri, coadiuvati in alcune circostanze dalla complicità di ragazzi maggiorenni, si muovevano a Udine in gruppi omogenei e interscambiabili e individuavano le vittime che, minacciate dal branco, erano costrette a subire passivamente la volontà degli aggressori, al fine di evitare conseguenze ancora più gravi. 4 di loro sono risultati destinatari di misure cautelari chieste e ottenute dal pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste. La Mobile di Udine sta eseguendo 2 misure di custodia in istituti penali minori nei confronti di 2 ragazzi di 15 e 16 anni e altri 2 di 15 e 17 che saranno collocati presso comunità per minori fuori regione. Nell'ambito della stessa attività sono state delegate, in fase di esecuzione, le perquisizioni locali e personali nei confronti di altri 10 minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni coinvolti nelle indagini.